Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vi dico subito quelli che saranno gli ospiti della puntata di Ring che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:10. L'intervista con il sindaco di Piazza aprirà la puntata. Poi con Ferdinando Avarino per il dibattito, Lara Di Pace del Partito Democratico, Alberto Polacco di Forza Italia, Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia e Alberto Pasino della lista Russo. Cominciamo con la cronaca, perché è stato individuato e denunciato il Maranza di 20 anni che è il responsabile del furto con spaccata alla Wind di Piazza Unità, incastrato dalle telecamere. In passato il giovane era già stato posto ai domiciliari. Riconosciuto dalle telecamere e acciuffato. Ai carabinieri della stazione di Guardiella sono bastate 24 ore per rintracciare il ladro che aveva messo a segno il furto con spaccata al negozio di telefonia Wind di Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. Si tratta di un Maranza di 20 anni, in passato già sottoposto ai domiciliari. Fondamentale la telecamera interna al negozio che ha ripreso il giovane a volto scoperto. Dopo la visione delle immagini, i carabinieri non ci hanno messo molto per trovarlo. Erano le 4 del mattino di mercoledì quando il malintenzionato aveva divelto un palo di ferro di uno dei cantieri nelle vicinanze della piazza per poi infrangere la vetrata del negozio. Facendosi largo fra i cocci di vetro e munito di zainetto e un paio di guanti, il giovane aveva prima preso alcuni smartphone in esposizione, poi aveva rubato dalla cassa alcune banconote per un totale di 100 euro. Infine era fuggito. 700 euro invece il costo dei danni alla vetrata dell'esercizio commerciale. Il ventenne è stato denunciato. Ancora da chiarire se il giovane sia responsabile anche di altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane nel centro cittadino. Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, è intervenuto sulla questione Startech ed inserisce il proprio ragionamento all'interno di un più ampio discorso relativo alla città e alle imprese. Il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega non è ottimista per quanto riguarda il futuro della Startech. Il risultato del tavolo svoltosi martedì a Roma, come è noto, nonostante la presentazione di 2 nuovi soci, secondo i sindacati, ma non solo, non è sufficiente, tanto che prima ancora della riconvocazione fissata per il 7 luglio, tutti attendono con attenzione e trepidazione la data del 23 giugno, scadenza degli ammortizzatori sociali. Il problema qui è che è venuta un'impresa che ha proposto un piano industriale che doveva far uscire sostanzialmente da quella situazione di impasse e di crisi, ci ritroviamo con un'impresa che non ha sostanzialmente più il capitale necessario per portare a compimento quel piano industriale e oggi non è in grado di dirci se ci sono altri soci che possono far uscire e garantire che ci siano questi soci, non dirlo, non serve dirlo, serve fra virgolette chiudere con questi eventuali soci e garantire che c'è un capitale sociale che vada nella direzione di quel piano industriale. Ad oggi da questo punto di vista non c'è nessuna garanzia. Marega però, ospite di Sveglia Trieste, ha ampliato il ragionamento. Le imprese, ha detto, non sono dame di carità, investono se e quando trovano condizioni ed incentivi ad esse favorevoli. Si possono produrre delle politiche in cui almeno una parte delle crisi industriali vengono riassorbite nelle imprese che sono in fase di sviluppo, o mi devo sentir dire dall'impresa che io faccio riferimento al mercato e quindi ti voglio giovane, professionalizzato, con esperienza 20 anni, decennale, perché è questo che ci sentiamo dire, e quindi quelle lavoratrici rimangono disoccupate. Bisogna, secondo il segretario provinciale della CGIL, che non esita a definire ideologica la propria posizione, recuperare concetti forse archiviati troppo rapidamente. Se in una società viene meno la funzione sociale d'impresa e si ragiona solo sull'utile, sul capitale e sul mercato, è chiaro che è quello che noi abbiamo davanti. Io entro, investo fin quando il mio investimento è redditizio, nel momento in cui ho un'occasione migliore me ne prendo e me ne vado, e se poi un paese non è in grado di mettere anche delle regole che a fronte di quegli incentivi magari mi li restituisci o non te ne vai in maniera così, succede quello che noi abbiamo sotto gli occhi di tutti. I dati Alma Laurea promuovono l'Università di Trieste. A trovare lavoro entro 5 anni dalla fine del percorso di studi è il 97,3% degli studenti dell'Ateneo triestino ed anche la loro retribuzione è più alta della media nazionale. I laureati magistrali dell'Università di Trieste a 5 anni dalla laurea si collocano ai vertici regionali e nazionali in termini di occupazione, livello di stipendio e mobilità internazionale durante il percorso di studi.
E quanto emerge dal 27° rapporto Alma Laura, che ha analizzato le performance degli studenti laureati nel 2025. In dettaglio, a 5 anni dalla laurea, l'occupazione dei laureati magistrali raggiunge il 97,3%, superando il dato regionale 96,5% e quello nazionale 94,4%, mentre la retribuzione mensile arriva in media a 2.023 euro, 1.977 in Friuli Venezia Giulia, 1.903 in Italia, dati in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando l'occupazione di questa tipologia di laureati era stabile al 93%. Le lauree magistrali dell'Università di Trieste si confermano attrattive. Il 47% degli studenti giunge da altre regioni italiane, la media nazionale non arriva al 30%, mentre il 6,7% da altri paesi, con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto allo scorso anno. Sale anche la quota dei laureati magistrali che hanno partecipato a un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di laurea. Si sale dal 13% del 2025 al 16,1% odierno. A un anno dal conseguimento del titolo, l'87% dei laureati triennali che non proseguono gli studi risulta occupato. Lo scorso anno si registrava l'84,8% contro l'81,2% della media nazionale e l'85,4% del Friuli Venezia Giulia. La retribuzione netta mensile è di 1.543 euro, superiore alla media nazionale pari a 1.491 euro. A confermare l'elevata qualità dell'esperienza accademica a Trieste sono anche i giudizi generali degli studenti. L'89% si dichiara complessivamente soddisfatto del proprio percorso universitario, con valutazioni molto positive anche sul rapporto con i docenti, sul carico di studio e sulle attività e infrastrutture didattiche. 81 anni fa, alla fine dei 40 giorni titini, Trieste iniziava quel lento riavvicinamento all'Italia che si sarebbe concluso più di 9 anni dopo. Le campane, le bandiere alle finestre, il sollievo di una città che tornava a respirare. Il 12 giugno del 1945 si concludeva a Trieste l'occupazione delle truppe jugoslave del maresciallo Tito, iniziata 40 giorni prima con l'ingresso in città delle forze partigiane. Erano state settimane drammatiche. Mentre la guerra in Europa volgeva al termine, Trieste si trovò al centro di una contesa politica e nazionale destinata a segnarne il futuro. Arresti, deportazioni, sparizioni alimentarono un clima di paura e incertezza che avrebbe lasciato ferite profonde nella memoria cittadina. Dopo l'accordo raggiunto tra gli alleati e la Jugoslavia, le truppe titine si ritirarono oltre la linea Morgan. In città entrò il governo militare alleato, accolto da una popolazione che vedeva in quel passaggio la fine di una stagione segnata da tensioni e violenze. La questione del destino di Trieste però era tutt'altro che risolta. Sarebbero serviti ancora anni di negoziati, divisioni e attese prima del ritorno dell'amministrazione italiana, ma per molti triestini quel 12 giugno di 81 anni fa rappresentò soprattutto il ritorno della speranza, dopo 40 giorni che la città non avrebbe più dimenticato. E quest'oggi, proprio per ricordare l'anniversario della liberazione dall'occupazione titina, ci sono state le cerimonie, c'è tutta una serie di cerimonie. Quella comunque più suggestiva è quella in Piazza Unità, l'alzabandiera. Per noi il 1° maggio 1945 segnò l'inizio di una nuova occupazione, perché all'occupazione nazista fu sostituita l'occupazione jugoslava titina. Ecco, dopo 40 giorni di terrore, il 12 giugno la città, i nostri concittadini, gli abitanti di questa meravigliosa e splendida città poterono vivere liberamente la loro vita, la loro esistenza e soprattutto le loro idee, perché fino al 12 giugno le armate jugoslave volevano trasformare questa città in un'aggiunta del regno dell'Jugoslavia. C'era bisogno e io umilmente, modestamente ho portato la delibera a suo tempo sia per quanto riguarda il Comune di Trieste con la prima celebrazione, nascita appunto della celebrazione di questa giornata, e appena arrivato a Muggia ho fatto lo stesso con Muggia, per cui diciamo che questa è una ricorrenza che va celebrata con tutti i crismi, perché effettivamente queste terre hanno sofferto tantissimo. È ovvio che c'è una memoria condivisa, perché io voglio dire una cosa particolare che è successa
il 25 aprile, il giorno della liberazione, a Muggia c'è stato un intervento da parte di una rappresentante della comunità slovena che ha detto: io quel giorno, quando sono arrivati i titini, ero felice. Ma ognuno ha la sua memoria e va rispettata. Io dico, dopo 80 anni c'è bisogno che però anche dall'altra parte ci sia rispetto di coloro i quali hanno sofferto. Mio padre stava per essere preso, prelevato dai titini e portato chissà dove, e per cui va rispettato. Musica, rievocazioni, spettacoli e tradizioni dal 17 al 28 giugno al Boschetto del Ferdinandeo, 26esima edizione del Triskel, il Festival internazionale di musica e cultura celtica. Per 12 giorni il Boschetto del Ferdinandeo tornerà a diventare teatro di musica, leggende, danze e atmosfere d'altri tempi. Dal 17 al 28 giugno torna il Triskel, il Festival internazionale di musica e cultura celtica, giunto alla sua 26esima edizione. L'evento conferma la sua formula, mescolando tradizione e spettacolo in un programma ricco di concerti, laboratori, conferenze, rievocazioni storiche e attività per tutte le età. Sul palco saliranno artisti provenienti da diversi paesi europei, tra prime volte assolute in Italia e graditi ritorni, con sonorità che spaziano dal folk celtico alle atmosfere nordiche, medievali e fantasy. Non mancheranno il mercatino tematico, gli accampamenti storici e un'ampia area gastronomica con specialità medievali, prodotti del territorio e proposte vegetariane e vegan. Tanti spettacoli, i gruppi di punta sicuramente come gruppi esteri. Io segnalo Niall McDermott, che arriva dall'Irlanda, è un cantautore, attore professionista che ha recitato anche con grossi divi del cinema, e Loco Irish Band dalla Francia, che porterà uno spettacolo anche non solo musicale ma anche visivo. E poi tanti altri gruppi da Repubblica Ceca, Polonia, un sacco di gruppi nuovi, tanti gruppi italiani anche già stati da noi. Novità tante, falconeria, grandissimi 2 weekend con 2 falconerie diverse, ma la novità dell'anno sarà Mimmo, che è un avvoltoio meraviglioso che sarà presente il primo sabato e domenica del Triskel, quindi un'attrazione da non perdere. Triskel conferma inoltre la sua anima sostenibile e inclusiva. Il festival è plastic free e promuove buone pratiche ambientali attraverso iniziative dedicate alla tutela del bosco e alla raccolta differenziata. A completare il programma ci saranno 9 appuntamenti del progetto Triskel itinerante tra Trieste, Muggia, Sistiana e Gorizia. L'ingresso e tutti i concerti sono gratuiti. Andiamo in pubblicità, poi altri servizi, rimanete insieme a noi. Rientriamo in studio, la Iancris è approdata a Trieste con il progetto dedicato alla malvasia e alla tutela del mare, tra la valorizzazione dei produttori locali e la sensibilizzazione ambientale. Fa tappo oggi a Trieste le Iancris, l'imbarcazione protagonista del progetto Sulle rotte della Malvasia senza confini, l'iniziativa che unisce la promozione delle produzioni vitivinicole locali alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela dell'ecosistema marino. Nel corso della giornata gli organizzatori hanno incontrato istituzioni, produttori e appassionati per presentare un percorso che collega le principali località dell'Adriatico e del Mediterraneo accomunate dalla presenza della Malvasia, vitigno simbolo di una storia secolare di scambi culturali e commerciali tra le due sponde del mare. Con questo viaggio vogliamo raccontare questo tipo di turismo, questo tipo di attenzione, con un'attenzione particolare alla storia di un vino che ha fatto Venezia, che ha fatto conoscere Venezia in giro per il mondo allora conosciuto, nel 400 e nel 500 è diventato il primo brand. Venezia lo piantò a Chiereta, lo scoprì a Monemvasia, nel Peloponneso, in Grecia, lo piantò a Creta e dopo man mano che i turchi avanzavano iniziò anche a piantarlo in Dalmazia, a fare prese dimora in Istria, in Friuli. Partita da Chioggia, la Iancris sta attraversando porti italiani, sloveni e croati con l'obiettivo di valorizzare le diverse espressioni territoriali della Malvasia, promuovendo al tempo stesso un modello di viticoltura sostenibile e attento alla biodiversità. L'iniziativa guarda però anche al mare. L'equipaggio delle Iancris è infatti impegnato da anni in progetti dedicati allo studio dei cambiamenti climatici, delle microplastiche e dello stato dei fondali, trasformando il viaggio in una piattaforma itinerante di divulgazione ambientale. Abbiamo abbracciato questo progetto sul quale mi hanno coinvolto gli amici
per raccontare un attimino di una visione di un turismo sostenibile, di un'economia blu, che abbia rispetto non solo della costa e del mare, ma anche delle persone che vivono nelle città che sono invase periodicamente da turisti. Noi siamo stati in giro per il mondo 30 anni, siamo partiti nel 93, siamo tornati nel 2023 e devo dire che il mare Adriatico, che non avevamo più visto per 30 anni, lo trovo molto molto più pulito. Allora, parliamo adesso della chiusura di Via d'Alviano per questo vasto intervento al collettore fognario. Ieri è stato presentato questo intervento, appunto, vediamo anche eventuali tempistiche, ma anche le viabilità alternative. I lavori di cui stiamo parlando interessano una tratta della Via d'Alviano, in particolare quella compresa tra la Via Colleoni e la Via dei Lavoratori. In questa tratta esiste un pozzo di ispezione alla condotta sotterranea destinata diciamo, al collegamento fognario di quasi 2/3 della città. È successo che nel tempo questo pozzo di ispezione, sollecitato soprattutto dall'intensificarsi del traffico pesante che sta insistendo sulla Via d'Alviano, ha avuto un cedimento e per tutta la sua altezza ha sfondato parte della condotta stessa. Ecco il motivo del maxi intervento di riparazione del grande collettore fognario della parte alta di Trieste, che richiederà circa 9 mesi di lavori, e la chiusura di Via d'Alviano da metà luglio, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra le vie Colleoni e dei Lavoratori. Il cantiere sarà avviato da Cega Sapienza e Amga in accordo con il Comune per un costo di 1.300.000 euro. Stiamo parlando di una condotta che transita circa 13 metri di profondità, quindi sarà prevista la realizzazione di una berlinese con profondità di 16 metri, 6 metri per 16 metri di sezione superficiale e procedere allo scavo che avviene completamente in roccia, essendo che la galleria sottostante è stata realizzata a suo tempo come uno scavo in galleria. Il 20 giugno partiranno i lavori preparatori per la costruzione di una rotatoria all'incrocio tra le vie Doda e Svevo per deviare il traffico. L'attenzione fondamentale è stata posta sul garantire ovviamente lo spostamento dei servizi di emergenza, quindi della vicina caserma dei Vigili del Fuoco, del trasporto pubblico locale e anche dei residenti. Pertanto a partire dalla prossima settimana ci saranno una serie di attività di messa in opera di alcuni miglioramenti alla viabilità, a partire sia dall'asfaltatura dello scalo Legnami in prossimità di via Doda e via Svevo, e sia propedeutici alla realizzazione di una rotatoria, peraltro provvisoria, ma che sarà poi resa definitiva anche dall'autorità di sistema portuale. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche. La linea 29 si immetterà su via Svevo da via Lavoratori e la linea 1 transiterà in via Lorenzetti, garantendo ai cittadini di raggiungere il centro commerciale. E il Comune ha tratto i primi bilanci per il progetto Scintille, messo in atto in seguito ad un finanziamento regionale. Al centro degli interventi il concetto di rigenerazione urbana. Tuttavia nei quartieri che vive la maggior parte della nostra gente, la maggior parte dei nostri cittadini, e credo che la politica debba occuparsi soprattutto dei luoghi dove vivono la maggior parte dei cittadini, perché Trieste non è Disneyland e nemmeno Las Vegas. Così Claudio Giacomelli sintetizza la logica alla base del progetto Scintille messo in atto dal Comune di Trieste in seguito ad un finanziamento regionale promosso da Fratelli d'Italia. Attraverso un contributo di 2.450.000 euro, Palazzo Sipario ha individuato 2 realtà cittadine sulle quali intervenire. A San Giacomo, secondo una logica che metterà a sistema gli elementi di pregio presenti nella zona, ma che ancora necessitano di essere conosciuti. In particolare il Giardino Basevi, il Giardino Pinkerle e l'ex centro civico di via Caprine. Si porterà all'attenzione anche della circoscrizione stessa la sua riqualificazione o in una nuova sede della circoscrizione oppure in una casa delle associazioni, sostanzialmente delle sedi associative, quindi sarà oggetto anche di ovviamente valutazione con i consiglieri circoscrizionali competenti. Nel quartiere di Balmaura Giarizzole si è guardato invece a 3 luoghi per potenziare la mobilità.
in un'ottica comunque complessiva che interverrà anche sul tessuto sociale delle zone coinvolte. Soprattutto a Valmaura poi si intende valorizzare anche quei percorsi dell'architettura contemporanea che esistono, con molti edifici che sono anche di pregio, quindi la qualità architettonica non è riservata al centro cittadino, ma anche in luoghi che sono apparentemente più semiperiferici. Nel corso dell'estate i particolari del progetto saranno divulgati nei singoli quartieri da esso interessati. Scintille inquadra al meglio il concetto di rigenerazione urbana. Non è solo lavorare sullo spazio fisico, per cui sugli edifici, sullo spazio pubblico, al fine di darne qualità, ma è soprattutto lavorare anche sulla comunità, perché abbiamo tematiche che sono legate alla marginalità, sono legate a problematiche anche di sicurezza urbana. Parliamo adesso di un fatto di cronaca avvenuto 2 sere fa in via Giulia, un accoltellamento dopo una spallata. Momenti di paura ieri sera poco dopo le 19:30. Il luogo via Giulia, all'esterno del civico numero 3. Un triestino riceve una spallata da un'altra persona, straniera, probabilmente di origine dominicana, sui 20 anni. Facile concludere si tratti di un Maranza in evidente stato di alterazione alcolica, la quale, dopo essere stata rimproverata, per tutta risposta tira fuori un coltello ed infilza la vittima fra il braccio e la spalla, per poi fuggire. Immediato l'intervento di 2 pattuglie della polizia che a sirene spiegate hanno raggiunto il luogo dell'accaduto. Gli agenti hanno interrogato i testimoni, laddove le ricerche in corso del responsabile faranno sicuramente affidamento sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto. La vittima per fortuna ha riportato ferite definibili superficiali, ma una volta di più il fatto riaccende l'attenzione su un ulteriore episodio di microcriminalità che non può non preoccupare. Occupiamoci della pallacanestro Trieste, c'è un primo passo concreto verso un possibile cambio di proprietà. Gianluca Mauro ha presentato una lettera di intenti per l'acquisizione del club. Adesso però è il momento di ragionare come se anche questo fosse un affare, perché dall'altra parte ragioniamo in questa maniera. Quindi quello che mi sento di dire è che io mi impegnerò, quello che io mi auspico è che in questa cosa finalmente si uniscono tutte le forze che ci sono a Trieste e che si siedano a un tavolo e che dialoghino. Io penso che tutte le forze che hanno a cuore questa situazione si devono sedere a un tavolo e con razionalità, come sto facendo io, affrontare la cosa. Lo aveva anticipato a Tele4 il 27 maggio nel corso di un'intervista parlando in termini ottimistici, anzi speranzosi. Oggi la mossa ufficiale è arrivata. L'imprenditore friulano Gianluca Mauro, ex presidente del club con denominazione Alma, ha formalizzato il proprio interesse per l'acquisizione della pallacanestro Trieste, presentando una lettera di intenti alla proprietà del club biancorosso. La comunicazione è stata trasmessa oggi al Cotogna Sports Group Italia SRL, società proprietaria di Pallacanestro Trieste 2004 SRL, e al presidente Paul Matjasic. Nel documento Mauro rende noto di agire nell'interesse di un gruppo di investitori da lui rappresentato, manifestando ufficialmente la volontà di avviare il percorso per rilevare la società. L'offerta prevede un corrispettivo economico che al momento resta riservato. La definizione dell'importo finale sarà infatti subordinata all'esito della due diligence, la fase di verifica e analisi della situazione societaria che precede eventuali accordi definitivi. Per lo svolgimento delle verifiche, il gruppo guidato da Mauro si avvarrà dell'assistenza dell'avvocato Maurizio Miculan per gli aspetti legali, mentre per quelli contabili si affiderà alla società Usoni e Partners, con il coinvolgimento del dottor Gianattilio Usoni e del dottor Nicola Tosolini. Nella lettera viene inoltre sottolineata la volontà di procedere con rapidità, compatibilmente con tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie A. Mauro esprime infine l'auspicio di una pronta disponibilità al confronto da parte dell'attuale proprietà, con l'obiettivo dichiarato di individuare la soluzione migliore per il futuro del club. Nelle sue parole emerge il riferimento alla città e alla sua tradizione cestistica, con la volontà di garantire a Trieste quelle soddisfazioni sportive che, secondo il proponente, la piazza merita. Ora la palla passa al presidente Paul Matjasic. Il Consiglio regionale, il centrodestra ha bocciato la mozione per un referendum sulla reintroduzione delle province e le opposizioni protestano.
Il ripristino delle province al centro dello scontro oggi in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione. Il centro-sinistra, primo firmatario il PD Moretti, aveva chiesto di indire un referendum consultivo per avere il parere dei cittadini sul tema. Il centrodestra ha bocciato la mozione, anche se non sono mancati distinguo da parte di Fratelli d'Italia, che più volte ha chiesto di riempire di contenuti nuovi enti elettivi. Credo che questa sia un'occasione persa nel momento in cui da un lato il Presidente della Regione ci accusa di non volere il ripristino delle province elettive perché non vogliamo che i cittadini si pronuncino, ma dall'altro, proprio per questo, avevamo chiesto, e ahimè non siamo stati ascoltati, che il Presidente e la maggioranza appoggiassero questa nostra richiesta. Registro anche che su questo tema durante il dibattito in aula non c'è stato l'intervento di nessun componente di Fratelli d'Italia. Evidentemente questo significa in qualche modo una presa di distanza da quello che è oggi l'impostazione del disegno di legge. L'approccio è stato quello di reistituirle pian piano, quindi per passi, quindi le reistituiamo con questo disegno di legge e poi andremo a fare tutto un lavoro. Noi del gruppo di Fratelli d'Italia l'abbiamo già detto più volte, sicuramente vi è la necessità di un lavoro sui contenuti che queste province andranno a svolgere e funzioni che andranno a svolgere nel momento in cui saranno costituite, ma in questa fase chiaramente un referendum non è assolutamente necessario. È un'occasione persa, ci auguriamo che il dibattito poi proceda comunque in modo quanto più largo possibile, ma ascoltare le persone su un referendum crediamo che sarebbe stata la cosa migliore. Purtroppo il centrodestra non è di questo avviso. Quando hanno abolito le province e hanno imposto ai comuni e ai territori cittadini quel fallimento delle UTI, hanno fatto un referendum? Allora furono sentite le popolazioni, ci fu un momento di partecipazione democratica. Oggi abbiamo assistito a un caso di amnesia politica. Perché non l'hanno fatto allora? Adesso lo chiedono, credo sia una cosa ridicola. Vi ricordo, prima dei saluti, gli ospiti della puntata di Ring in onda questa sera a partire dalle 21:10, il sindaco di Piazza per la consueta intervista con Ferdinando Avarino, poi il dibattito con Lara Di Pace del Partito Democratico, Alberto Polacco di Forza Italia, Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia e Alberto Pasino della lista Russo. Vi ricordo anche alle 17:55 l'appuntamento con Trieste in diretta e il telegiornale delle 19:30. Buon proseguimento a tutti, arrivederci.